Euroregione News. Bilancio partecipativo. Movimento 5 Stelle, condividere l'amministrazione. Il Movimento 5 Stelle sta cercando di introdurre questo sistema di coinvolgimento in diversi comuni d'Italia. La recente conferenza tenuta a Codroipo dalla portavoce del Consiglio Comunale di Fontana Fredda, Giulia Fiorillo, accompagnata dal consigliere regionale e portavoce Cristian Sergo, verteva proprio sulle potenzialità di questa scelta a livello locale. Questa sera sono stata chiamata dai miei amici di Codroipo e di Sedegliano per parlare di bilancio partecipativo, in quanto nel nostro comune è stata approvata una mozione presentata da noi per poter attuare questo sistema di partecipazione all'interno del nostro comune. Con molta gioia la mozione è stata approvata all'unanimità e quindi stiamo approntando tutti gli elementi per poter partire con questa attività. Che cos'è il bilancio partecipativo? Il bilancio partecipativo è un modo per far partecipare la popolazione all'utilizzo di fondi pubblici stanziati dal Comune di Fontana Fredda e è un modo per attivare la partecipazione delle persone che così non delegano solamente gli amministratori nell'amministrazione dei beni pubblici, ma partecipano direttamente con l'individuazione di progetti che interessano la popolazione stessa. Il Comune metterà a disposizione 100.000 euro e adesso stiamo approntando tutta la progettualità, la comunicazione, quali sono gli elementi fondamentali per poter realizzare questo progetto che è molto importante e che ha come scopo non solo la realizzazione di progetti che partono da necessità sentite dalla popolazione, ma soprattutto di far incrementare l'attività, la partecipazione all'interno del proprio comune, in modo che si creino anche futuri stimoli per futuri amministratori. Lo scopo è di far avvicinare la gente alla vita pubblica anche in maniera attiva. Noi già nella passata legislatura abbiamo iniziato fin da subito a porre questo tema all'attenzione dell'allora giunta Serracchiani con alti e bassi, perché nel 2014 il nostro primo ordine del giorno è stato bocciato, poi la giunta evidentemente ha cambiato idea, ci ha approvato un emendamento, quindi ovviamente pochissimi lo sanno perché ai politici dà fastidio far sapere alcune cose, però in questa regione tra le varie finalità con cui l'amministrazione regionale finanzia gli enti locali c'è anche quella di promuovere proprio queste forme di partecipazione e anche il bilancio partecipativo. Quindi già adesso tutti i soldi che arrivano dalla regione ai vari enti locali dovrebbero, ovviamente in parte, essere destinati anche non solo a promuovere forme di partecipazione come questa, ma poi anche ovviamente progettualità, come giustamente ci diceva Giulia, dove devono essere i cittadini a scegliere come spendere i soldi. Questo è ovviamente il senso del bilancio partecipativo, dare la possibilità ai cittadini di tornare a riappropriarsi dei propri comuni e dare ovviamente degli indirizzi a quella che è la spesa poi degli enti locali. Ormai, come sappiamo, c'è una disaffezione tale, lo si vede anche con l'affluenza alle urne che cala sempre di più, proprio perché la gente ormai ritiene che le cose le decidono sempre in pochi e che non sia importante partecipare. Noi ovviamente abbiamo tutta un'altra visione della politica, vogliamo che siano i cittadini a riprendersi le chiavi di quelli che sono i comuni e a poter decidere liberamente e anche ovviamente in maniera partecipata, con forme che questa sera spiegheremo appunto agli amici di Codroipo, che sono già attuate in altre regioni d'Italia, anche in moltissimi comuni d'Italia, quindi porteremo le buone pratiche che ci sono ovviamente già presenti. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.